Buongiorno a tutti. Oggi è il 27 agosto e siamo qui per fare il solito aggiornamento delle ultime visite effettuate nelle escursioni Urbex e per i prossimi appuntamenti. Allora, in questi 15 giorni all'incirca abbiamo visitato luoghi molto interessanti: l'ex distilleria Eridania, la caserma dei Genio Ferrovieri, che non ho reso noto dove si trova esattamente per problemi, per il fatto che è ancora ben conservata e non vorrei che qualche malintenzionato vi si recasse a fare danni. Poi ho fatto il mio primo grande hotel, l'Hotel Cesar, a Montegrotto Terme, Padova, e poi ieri ho fatto, anzi scusatemi, l'altro ieri, ho fatto 4 belli appuntamenti. Sono stato con mio figlio alla caserma Serini di Montichiari, poi al 65° gruppo intercettori teleguidati, sempre a Montichiari, e poi ho fatto 2 ville venete, una molto bella, Villa Franzan, gigantesca, che è in vendita, mentre Villa Adar e Coro Terme è una villa molto, quasi film horror, molto bella comunque. Bene, fatti questi appuntamenti, possiamo parlare dei prossimi. Allora, innanzitutto io, prima di parlare dei prossimi appuntamenti, vorrei ringraziare tutti, perché siete stati tutti sempre molto gentili con me, mi scrivete, mi date consigli, anche i posti dove sono stato in parte mi sono stati consigliati da voi, e niente. E le prossime visite, adesso le sto pianificando ovviamente, io sono sempre più a corto di luoghi, quindi se voi avete dei consigli datemeli. Datemeli perché ho bisogno di nuovi posti, soprattutto caserme, ma anche luoghi civili da visitare. Se volete, come ha fatto per esempio Daniele di Rovigo, potete contattarmi e venire con me. Ripeto, a vostro rischio e pericolo, ma comunque non è che alla fine si rischia grosso. Dopo, se ci sono dei posti un po' più pericolosi, come è successo con Daniele, vado io avanti e lui resta dietro, che nel caso chiama, chiama i soccorsi se mi faccio male. Comunque, a parte gli scherzi, potete venire con me, se vi interessa, se vi va. Potete comparire sul video oppure non comparire, vi posso citare, vi posso non citare, come preferite voi, come dice la privacy alla fine. Comunque io praticamente adesso mi restano ancora dei posti molto interessanti da visitare, delle fabbriche a Montebellune a Treviso, la Lane Rossi a Schio e una caserma a Sacile, se riuscirò ad entrare, e poi ho una discoteca da fare alla fine dell'estate, perché con l'estate non si può andare, una caserma molto bella al Lido di Venezia. Adesso non so esattamente quali saranno i miei prossimi appuntamenti, però so che a Vittorio Veneto c'è un manicomio e una villa, quindi pensavo di andare prossimamente, nei prossimi giorni o settimane, a fare questa villa e questo manicomio a Vittorio Veneto. Andandoci, o andata o ritorno, passo per Treviso e quindi posso fare la fabbrica di Treviso e quella di Montebelluna, e poi a Sacile c'è una caserma, appunto, e quindi riuscirei a fare tutti e 5 i posti insieme, ovviamente tempo permettendo, e dipende quanto mi occupano le visite. Se riesco a entrare in tutti i posti è ovvio che la cosa si fa più lenta. Se invece arrivo in un posto e lo trovo inaccessibile, ho molto più tempo per gli altri posti, ovviamente. Ecco, io ho quasi finito, perché vorrei invitarvi, prima di chiudere il collegamento, vorrei invitarvi tutti a iscrivervi a un gruppo Facebook. Il gruppo si chiama Caserme Abbandonate. Io devo ringraziare Luca, perché Luca, quando ha visto quanto io sono attivo nell'Urbex, mi ha nominato moderatore in questo gruppo. Questo gruppo non è migliore di altri, non è peggiore, è un buon gruppo. Perché ve lo consiglio? Ve lo consiglio perché qui comunque sono moderatore, interagisco magari di più che su altri gruppi. Qui è consentito citare il luogo dove è la caserma, non come su molti siti o pagine Urbex dove qualche volta mi viene fatta una storia perché mi dicono ma non dovresti dire il luogo, dovrebbe restare segreto. Beh, qui io cito tutti i luoghi senza problemi, non invito nessuno a infrangere la legge, però se mi chiedete dei consigli, anche se non siete iscritti a questo gruppo ovviamente, io ve li do su come entrare, ma io ricordo a tutti che non invito nessuno a fare danni o a entrare scavalcando. Io entro perché trovo le porte aperte, o trovo un buco nella rete o non trovo proprio la rete.
Detto questo, vi ricordo appunto Caserme Abbandonate. Ringrazio Luca per lo spazio che mi ha dato su questa sua pagina Facebook. Io vi saluto, abbiamo finito per questa volta e ci sentiremo fra circa 2 settimane, 15 giorni, per un nuovo aggiornamento, sperando che siano stati 15 giorni proficui come escursioni. Grazie a tutti, signori, ragazzi, buona giornata. Ciao.